La statistica in questo periodo è servita a cercare di mettere chiarezza rispetto a una situazione nuova che ha colto di sorpresa, che ha scatenato come dire, visioni qualche volta anche di parte e proprio con la statistica e quindi con l'oggettività dello strumento statistico si è cercato, si è tentato di fare chiarezza e di dare le informazioni per poter aiutare anche le scelte e quindi in qualche modo l'uscita dalla situazione critica. I numeri sono l'unica bussola, soprattutto in un momento di incertezze come quello attuale contrassegnato ancora dalla pandemia. Questa è la convinzione del presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo a Treviso per inaugurare il Festival Nazionale della Statistica, una 3 giorni di studi e talk scientifici per guardare oltre il Covid. Troppe ancora le fake news e le interpretazioni spesso estreme, dalla Marca si rivendica il ruolo del metodo scientifico. È chiaro che non riusciremo mai ad evitare le fake news, però se noi abbiamo una fonte autorevole che ci dice delle cose, noi possiamo confrontare le diverse posizioni e in qualche modo verificare se e quanto credere a quello che ci viene detto. E da qui si riparte anche, secondo il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, collegato da Roma con Treviso. Lavoriamo insieme perché questa fase sia una fase di convincimento, di informazione, di trasparenza, di consapevolezza, che tutti questi termini vogliono dire libertà. Perché se così sarà, quest'anno sarà un anno felice. Cresceremo al 6%, questo me lo dite voi, in termini di PIL, quindi da boom economico recuperando almeno 2/3 di quanto perso l'anno precedente, ma soprattutto arriveremo alla sicurezza, al superamento dell'emergenza.